Catania si conferma all'avanguardia, ma soprattutto per la capacità di fare squadra e di fare rete. Qui di fronte a me c'è un ambulatorio in cui verranno i medici di medicina generale a fare squadra con i medici dell'ASP, con i medici che lavorano in questa struttura eccezionale che è il PTA San Luigi. Un PTA San Luigi che oggi si trasforma, diventa una struttura sostanzialmente sovrapponibile a quelle che sono previste nel DL 77, una struttura che con una guardia medica dà servizi H24 e nei quali i cittadini possono trovare anche i propri medici di medicina generale. Io ringrazio soprattutto le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale che hanno consentito questa integrazione, ringrazio il responsabile di questa struttura, il dottore Luca, che ha reso possibile tutto questo. Struttura che servirà non solo a Catania ma al comprensorio? Allora, a Catania ci sarà una struttura gemella, come sapete, che è quella che è situata nella zona in una zona un po' più decentrata e che fondamentalmente copierà questo modello, un modello evoluto perché consente un'assistenza specifica per quelli che hanno malattie caratterizzate dalla cronicità e che già qua sono presi in carico in un numero superiore a 5.000. Si tratta di modelli all'avanguardia che consentono l'accesso alle cure senza passare attraverso il CUP e grazie ai quali le persone con delle patologie, diciamo così, più ricorrenti possono accedere con più facilità ai servizi. Quindi una nuova guardia medica, una nuova TAC di ultimissima generazione che oggi ha cominciato a lavorare, una TAC territoriale unica nel territorio siciliano, così come unica nel territorio siciliano è questa esperienza che oggi abbiamo lanciato. Siamo molto orgogliosi del fatto che il Presidente della Regione e l'assessore alla sanità sono venuti a guardare quello che abbiamo fatto ed è ancora un fiore all'occhiello che la sanità catanese può mettersi con grande orgoglio.